Buonasera, benvenuto Presidente Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Buonasera Monica Guerzoni, giornalista politica del Corriere della Sera. Buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes. E buonasera Massimo Giannini, direttore della Stampa. Allora, giorno 56 della guerra in Ucraina e mentre nel Donbass si combatte duramente, la politica italiana si infiamma per una spy story che riguarda lei, Presidente Conte, ma anche Trump, Putin, Zelensky. Allora, Presidente Conte, parliamo subito di questo Russia Gate, ovvero delle presunte interferenze russe nelle elezioni americane del 2016 e del tentativo di Trump nel 2019, quindi quando lei era capo del governo, di ribaltare le accuse e quindi il governo italiano è stato in qualche modo coinvolto, tant'è che è stato mandato da Trump quello che sarebbe il ministro della giustizia Barr 2 volte in Italia per incontrare la nostra intelligence. Lei ha detto, uno, che non la preoccupa questa vicenda Barr. 2, Repubblica ieri ha pubblicato questo scoop. Clamoroso scoop. Che sarebbe che Vecchione, capo allora dell'intelligence, si è incontrato non protocollato un'altra volta con il ministro della giustizia americano Barr in un ristorante vicino a Piazza delle Coppelle in centro, e lei non ha mai raccontato questo al Copasir. Perché? Perché non ne sapeva niente? Ecco, allora, provi a dirci un po' di cosa stiamo parlando. Sì, perché sennò i telespettatori credo ci seguiranno con difficoltà. Stiamo parlando di una vicenda, quando lei parla di questioni elezioni americane, Trump, quelle cose lì, eccetera, attenzione, l'Italia non c'entra nulla, io non c'entro nulla. Qui stiamo parlando di un perimetro di confronto molto più specifico. A un certo punto l'Attorney General Barr americano sarebbe un po' un ministro di giustizia, con la particolarità che sotto ha anche l'FBI, no? L'FBI che svolge attività di intelligence e quindi anche di controspionaggio. Cosa fa Barr? Con una lettera che arriva da noi... No, però adesso non mi racconti tutto, perché questo lo sappiamo, lo leggiamo sui giornali da tanti... Però posso dire una cosa, siccome se vuole parliamo del ristorante, ma è l'unica cosa nuova, ma vogliamo dire un attimo che una vicenda... Ma lei questa cosa del ristorante lo sapeva? No, ho già detto non che non ero specificamente informato, però ci arrivo. Questa questione 3 anni fa è stata vivisezionata dal competente organo parlamentare che è il Copasir. Che è il Copasir. Io ho fatto anche una conferenza stampa, abbiamo chiarito. Barr ha chiesto delle informazioni precisando peraltro, quindi non c'entra niente la vicenda di ex presidenti del Consiglio nostri, eccetera. Volevano non hanno mai messo in discussione nelle premesse l'operato delle autorità italiane, politiche, istituzionali, eccetera. Volevano uno scambio di informazioni come responsabile dell'intelligence che fa capo all'FBI. Ma quali informazioni volevano gli americani? Beh, guardi, la cosa è segretata ovviamente. Quello che le posso dire è che c'è stato un primo incontro il 15 agosto e poi un secondo incontro... Questa però è cosa nota, quindi lei non mi sta dicendo niente di nuovo. Che cosa il fatto nuovo sapere? è il clamoroso... le ho detto, io non posso dirle, volevano delle informazioni che non riguardavano le autorità italiane, attenzione. Dopo il primo incontro c'è stato, dove si sono definite le regole di ingaggio, il 15 agosto arriva questo incontro, ce n'è stato un secondo a settembre, con tutti e 3 i vertici dell'intelligence, nel corso del quale poi c'è stato il reale confronto. Ovviamente i nostri non hanno aperto i nostri archivi, non hanno dato documenti, si sono limitati allo stretto necessario rispetto al nostro prezioso alleato. Quindi tutto inutile? Per quanto riguarda il clamoroso scoop ieri di Repubblica, è che è venuto fuori che il 15 agosto, dopo l'incontro nella sede ufficiale dell'intelligence, si sono spostati per cortesia istituzionale, c'è stato un appendice conviviale. Pensi un po',
in un noto ristorante del centro. Però, Presidente, le delegazioni Sì. presenti alla Può riunione... lei non saperlo? Ha mantenuto la delega ai servizi, può non sapere che il capo del DIS va a cena con il ministro di giustizia Guardi, americano? allora la sorprenderò, io non sono mai stato informate se poi sono viste a colazione, a pranzo, a cena, per quanto riguarda qualsiasi autorità straniera, per quanto riguarda tutti i vertici dell'intelligence. Il tema vero è, attenzione, forse la cosa che crea un po', come dire, un alone di mistero è che normalmente noi siamo abituati a collegare all'incontro a un ristorante o una cosa riservata, quella sì che è una notizia. Chi pensa In questo pensa caso una però, cosa attenzione, fuori dal c'era mondo, stato perché se già uno vuole un incontro scusi. riservato non va al ristorante. No, però dico scusi, c'era stato appunto già l'incontro nella sede. Va bene. Lo scambio di informazioni confidenziali riservate è stato lì. Poi la questione se sono stati a cena per cortesia istituzionale, dove Vecchioni ha dichiarato all'allora direttore che non c'è stato scambio di informazioni né confidenziale né riservato, non mi sembra che sia un clamoroso scoop. Allora, Massimo Giannini, ci cerchi di spiegare un po' meglio perché dobbiamo parlare intanto di questa questione, cosa c'è di rilevante e cosa c'è che il Presidente Conte ancora non ha chiarito? Ma intanto io mi metto nei panni di un cittadino comune che ascolta da casa e non capisce niente, perché possiamo almeno dire che questa è una vicenda piuttosto opaca, che non riguarda naturalmente soltanto l'operato del nostro governo di allora, riguarda principalmente l'operato del governo degli Stati Uniti di allora. Qual era la posta in gioco? L'idea che Trump si era fatto, all'epoca presidente degli Stati Uniti stessi, che ci fosse stata ai suoi danni nelle elezioni del 2016 quello che si chiama, all'epoca è stato definito il Russiagate, invertendo l'onere di una prova che invece tendeva a dimostrare che un agente italiano o comunque di origine maltese che lavorava in Italia avesse in qualche modo ostacolato l'elezione di Hillary Clinton. Trump l'ha rivolta a suo vantaggio dicendo hanno provato a fregare me. Allora chi ha provato a fregare lui? I governi europei all'epoca vicini a, diciamo, la filiera Obama-Clinton, e quindi il governo italiano ai tempi di Matteo Renzi, il governo inglese e così via. E quindi parte questa indagine impropria da parte di un ministro della giustizia americano che viene in Italia a chiedere conferma al governo italiano e ai servizi segreti italiani di questo complotto ai danni di Trump, fantomatico complotto ai danni di Trump. La traduco in maniera molto semplice e brutale. Il presidente Conte, secondo me, io faccio fatica a immaginare che ci sia stata l'idea di barattare con gli americani la nostra disponibilità a raccontargli chissà quali segreti a proposito di quel presunto complotto, con il sostegno alla riconferma del presidente Conte anche nel Conte 2. Il famoso tweet Giuseppi, come la chiamava Trump amabilmente. Esattamente, che è avvenuto alla fine di agosto. Quello che però mi sento di poter dire è che in tutta questa vicenda, come in tutte le vicende che in quella stagione hanno riguardato i nostri rapporti con la Russia da una parte, con la Cina dall'altra, con l'America di Trump dall'altra ancora, sono stati caratterizzati da una certa disinvoltura e in qualche caso da una certa persino connivenza, leggerezza, spregiudicatezza, chiamatela come volete. Perché? Perché stavamo dentro un flusso che portava il nostro governo giallo-verde dell'epoca dentro quella che Steve Bannon, che era l'ideologo di Trump, definì l'internazionale sovranista, dove tutti i populisti e i sovranisti di allora dovevano lavorare insieme per scardinare l'Unione Europea e diciamo i patti atlantici che avevano retto il nostro sistema fino ad allora. Lei, Conte, era capo di un governo composto e sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Però scusate, si possono fare, direttore, lei può fare valutazioni politiche, può metterci dentro Bannon, sovranismo, populismo, per carità. Però io le sto dicendo a rigore, le sto dando un'informazione che ovviamente di cui sono a conoscenza per il mio ruolo, che il signor Barr all'epoca Attorney General, quando ha trasmesso una lettera ufficiale tramite canali diplomatici, tramite il nostro ambasciatore a Washington,
Nella premessa ha detto che non indagava, non voleva informazioni e non metteva in discussione l'operato delle autorità Però lei non politiche pensa, istituzionali. Presidente... Scusi però un attimo, Sì, politiche prego. istituzionali italiane nella premessa. Voleva però uno scambio di informazioni perché stava facendo Vabbè, ma è un'inchiesta ovvio che non interna. lo mette nella lettera. Però, Quindi mi questa scusi. questione qui, per esempio, per intenderci, su ex nostri presidenti del Consiglio che si sentono chiamati in causa come Renzi, è una questione che Renzi si è messo in mezzo lui. Ma non è stato Sì, mai però, menzionato Presidente, da posso dire nessuno, una cosa? attenzione. Ma lei non pensa, Presidente, che essendo la richiesta arrivata dal Ministro di Giustizia degli Stati Uniti d'America, l'interlocutore di un'istituzione di tipo politico non poteva mai essere in modo diretto il capo dei nostri servizi segreti, doveva essere il suo omologo Ministro della Giustizia italiano. Direttore, le rispondo, è stata questa una questione oggetto di approfondimento perché ovviamente il perimetro di questo incontro è stato studiato e ristudiato. Le posso assicurare che quando ho fatto il Presidente del Consiglio non sono stato né disinvolto né azzardato in nessun atto, soprattutto di questo rilievo. Allora, l'Attorney General, se avesse incontrato il Ministro di Giustizia, allora a buona fede, si sarebbero scambiati la mano, non trattandosi di cooperazione giudiziaria. Un attimo dopo il Ministro Bonafede l'avrebbe dovuto rivolgere a me per i servizi, perché specificamente lui agiva perché ha sotto di sé il braccio operativo dell'FBI come intelligence. Sì, ma abbiamo capito non c'è un omologo in Italia di un Attorney General così strutturato. Presidente, abbiamo capito che l'allora Ministro della Giustizia americano voleva incontrare l'intelligence italiana per avere delle informazioni, diciamo, riservate. Poi gliele hanno date o non gliele hanno date. Di responsabile dell'FBI come intelligence. Ho capito. Lucio Caracciolo, è tutto così chiaro? Perché questo polverone si alza in questo momento? E tu che cosa pensi? Stiamo parlando di un po' un pasticcio all'italiana? Stiamo parlando di una spy story internazionale? Perché abbiamo visto tanti nomi in gioco, da Trump a Obama, Conte, Renzi, Putin, Zelensky, perché poi è una lunga storia. Beh, se fosse chiara una vicenda in cui le cose importanti sono segretate, vorrebbe dire che siamo un po' fuori pista. È chiaro che stiamo toccando un metallo piuttosto caldo e quindi questo conta in questa vicenda e conta soprattutto il fatto che siamo in guerra contro la Russia in questa fase e quindi questi temi tornano molto all'orizzonte. Il caso, tu citavi Zelensky, ricorderemo tutti quanti come durante questa vicenda il presidente Trump chiamasse Zelensky per dire: non è che puoi dire al tuo procuratore generale, se dà un'occhiata, che cosa ha combinato il figlio di Biden in Ucraina con i suoi traffici, eccetera, eccetera. E questa storia, fra l'altro, è tornata... E dicendo che per il momento però anche 400 milioni di dollari in invio di armi erano congelati, perché Trump aveva congelato. Assolutamente, era un quid pro quo, diciamo, era uno scambio. Sì. E quindi, insomma, credo che abbia molto a che fare con la guerra in corso, questa nuova fiammata di interesse per questa vicenda, di cui non sapremo mai, credo, fino in fondo le cose che vorremmo sapere, perché, come dice il Presidente, sono segrete. E cosa vorremmo sapere, Lucio Caracciolo? Beh, tanto che cosa si sono detti ovviamente in questo colloquio, che cosa cercasse effettivamente Barr e poi soprattutto che fine ha fatto questo signor Mifsud, che a questo punto mi domando anche se esiste, ma esiste. Se esiste questo professore maltese che lavora per la università. Mi fa piacere che l'abbia precisato. Per la precisione, l'ho dichiarato anche pubblicamente, né il signor Barr, che ho già chiarito, né il presidente Trump a me ha mai parlato di queste vicende, quindi attenzione, non c'è mai arrivata, a me personalmente non è mai arrivata nessuna richiesta impropria. E invece Trump a Lei Zelensky invece con Zelensky ha ricordato, diciamo, l'ho letto anche io dai giornali, una postura molto più diretta. È costata a Trump l'impeachment, tutta quella vicenda, ricordiamolo, no? Contesto completamente diverso, vorrei dire. Diciamo, si parlava prima di costumi istituzionali, ecco, Trump aveva dei costumi propri. Dei costumi totalmente propri e per niente istituzionali. Monica Guerzoni. Sì, anche io non penso che ci sia, dal punto di vista del tempismo, nessun complotto ai danni del Presidente Conte. Non è che il Corriere della Sera e la Repubblica si mettono d'accordo
fanno un 1-2 lo stesso giorno, negli stessi giorni, e che le due vicende, perché ricordo che c'è ancora aperta la questione della delegazione sanitaria ecco, che venne... E così veniamo, Ecco. vuoi riassumere brevemente la Sì, missione russa? Nel marzo del 2020 arrivò questa delegazione che atterrò a Pratica di Russa. Mare, aerei, eccetera, russa, di medici, ma supportata da un numero di militari molto più cospicuo rispetto ai sanitari che erano arrivati. Quindi si parla di 200 militari russi che arrivano a fronte in di 28 Italia, sanitari, esatto, eccetera, pochissimi. 28 medici che dovevano dare una mano all'Italia, portarci aiuti, nel pieno della pandemia mascherine, Covid. sanificare, eccetera. Dopodiché questa delegazione arriva con dei modi e dei toni assolutamente inusuali, si è scoperto dopo, a parte che nessuno lo sapeva che ci fosse questa delegazione, è stato scoperto dalla stampa, c'è qui il direttore. Arriva questa delegazione, spende l'Italia 3 milioni di euro per il vitto, l'alloggio, il carburante dei voli e ci portano i russi che cosa? Mascherine, qualche respiratore, qualche tuta, è tutto molto ambiguo, tant'è che non sappiamo... Si sono fatti, scusi, perché Sì, si sono ambiguo? fatti. Scusi, però 3 milioni, forse con 3 milioni avremmo potuto comprare questi dispositivi. Aspetti un attimo, Presidente, mi scusi. Dopodiché... non si trovavano, vorrei dire, però prego. Sì, dopodiché che succede? Che questi russi si vogliono allargare, vogliono entrare negli uffici pubblici, vogliono scendere nel sud del paese. Il ministro Guerini in qualche modo dice no, però aspettiamo un attimo, vediamo. E la Russia a riaccendere la questione qualche settimana fa, quando un alto funzionario, neanche altissimo funzionario russo, se ne esce con le minacce all'Italia, segnatamente al ministro Guerini, alludendo a quella missione: voi italiani siete degli ingrati perché noi vi abbiamo portato degli aiuti, e lascia intendere che ci sono dei segreti. Almeno questo è una interpretazione, non lo ha detto, è un'interpretazione che aleggia, non mia, di cui le chiedo conto. Ci sono dei segreti che la Russia, l'intelligence russa è riuscita a carpire nell'ambito di quella missione durata 2 mesi. Lei, Presidente, ha avuto a cura la sovranità nazionale come ne ebbe cura, non so, Craxi a Sigonella nell'85? Questi sono gli interrogativi politici che rimangono aperti, Presidente a cui forse lei dovrebbe dare una risposta. E le sembrava comunque, Guardi, aggiungo una terza questione, le sembrava normale che questa missione russa, che doveva venire appunto missione sanitaria, sia arrivata con 200 militari russi e 28 Perfetto. medici? E con quei toni di cui Fiorenza Sarzanini ha dato conto sul Corriere. Prego. Rispondo alla dottoressa Guerzoni. Guardi, dottoressa, io posso aver commesso degli errori come Presidente del Consiglio. Ho sempre detto che non sono infallibile, però se una cosa c'è che ho sempre perseguito in tutte le sedi e in tutti i consessi è l'interesse nazionale. Quindi il solo fatto che venga messo in discussione, che io possa aver potuto, scusi, barattare l'interesse nazionale, io lo considero un'infamità, che respingo assolutamente. Certo. Uno. Per quanto riguarda la missione, io vorrei oggi il suo quotidiano ha dedicato una decina di articoli e probabilmente ne dedicherà altrettanti a questa missione e si sta appassionando. Questa missione, anche questa, è stata vivisezionata dal Copasir, il quale ha fatto anche una relazione a fine anno, ha sentito il Ministro della Difesa, i direttori dell'intelligence e non ha ravvisato che questa missione, mi sembra che neppure voi, nonostante tutti gli articoli, abbiate mai ravvisato che questa missione ha travalicato i confini sanitari. Ora ritorniamo indietro. Ma perché c'erano tutti questi... L'inchiesta non è finita. Il Presidente Putin nella conversazione non mi ha detto mando 200 medici che opereranno dei pazienti. Lo disse già che erano delle unità specificamente attrezzate, anche del Ministero della Difesa, per la bonifica, sanificazione. Quindi non disse che verranno, erano delle unità attrezzate così, per... manco sapevamo cosa stava arrivando. No, invece no, attenzione, perché un attimo dopo la conversazione fu demandato ai ministri competenti, nel nostro caso in particolare il Ministro della Difesa, per gli accordi attuativi specifici. Allora, aspetti. E la ragione per cui questi convogli non sono stati mai abbandonati a se stessi, hanno agito sotto il nostro controllo militare, Sempre.
sono andati E lo riconosce nei anche il luoghi che abbiamo Copasir. indicato, Perfetto. sotto le direttive. Aspetti, Quindi non la c'è fermo stato un attimo. spionaggio, Presidente, lei ne è sicuro? Ma guardi, non sono emersi elementi di spionaggio. Io, La fermo, voglio dire, domanda di non ho Caracciolo e di seguito Giannini. Aspetti che abbiamo mille domande. Scusi, ho solo predisposto che tutti i nostri comparti, alla difesa, agli esteri, all'intelligence, alla protezione civile, ovviamente seguissero Quindi e confinassero in li abbiamo ambito tenuti sanitario d'occhio. questo intervento. Lucio Caracciolo e Giannini. Scusi, e respingiamo al mittente qualsiasi accusa di ingratitudine. Questo non lo Quindi ai permettiamo russi a questo lo nessuno, ai dite? russi, certo. Va bene. Non lo permettiamo a nessuno, Va bene. perché si sono offerti loro, noi li abbiamo accettati dagli ucraini, dagli americani, dai cubani, in giro per il mondo abbiamo avuto aiuti da tutti. Chiaro. Oggi non siamo in debito con nessuno e sicuramente questo, se questo è il sottinteso, non ci sono né segreti, nessun segreto per quanto ci riguarda, e soprattutto questo non può mai essere messo sulla bilancia rispetto a un'aggressione militare che è fermamente da condannare. Bene, Quella guerra in ciò Ucraina. detto, io non riesco a capire come si possa definire delegazione o missione una spedizione militare di 230 soldati in Italia, di un paese che non è, sì, noi abbiamo dei rapporti sempre molto speciali con la Russia, ma che non è un nostro alleato, e conoscendo, non personalmente, il presidente Putin, mi pare difficile che un uomo di intelligence come il presidente Putin venga a dire a un suo omologo italiano: guarda, ti sto mandando delle spie. Però è anche altrettanto ovvio che in quei 230, se non c'erano delle spie, vuol dire che i russi erano completamente fuori di testa. Per questo, direttore, che abbiamo preso delle precauzioni per confinare, per accompagnare, prima per li seguire. accogliamo e poi prendiamo le precauzioni. E beh, allora dovevamo respingere. Allora, io potevamo certamente respingere di fronte a quando ci 230 hanno dato degli militari, aiuti anche la Cina. Ma lo so, Cioè, ma noi non hanno mandato ah, 230 militari sì, cinesi. però guardi, Ma non solo. Allora, aspetti che così risponde anche a Giannini, Massimo. No, ma non solo, vorrei aggiungere una cosa, Presidente. Anche qua io non penso a chissà quali dietrologie, penso solo ad una sudditanza di tipo politico-culturale che in quel momento rispondeva all'idea che quel governo aveva delle nostre relazioni internazionali. Quando arriva la missione russa, arriva con un Antonov, che sono quegli aerei militari giganteschi che atterra a Ciampino per portare 30 ventilatori polmonari e qualche centinaio di pratica di mare. Pratica di mare, sì. sì, scusi, pratica di mare. Ricevuto in pompa magna dal ministro degli esteri Di Maio. Allora, è chiaro che nei confronti della Russia noi avevamo un atteggiamento, ripeto, a dir poco succube, e ci siamo poi preoccupati dopo di capire di che natura fosse quella missione che era arrivata qui. E questo lei capisce che alimenta anche in questo caso i sospetti, che magari non ci sono, ma che invece forse in quel momento, e a maggior ragione oggi, dopo tutto quello che è accaduto, riprendono corpo. Che sono venuti a fare 230 militari russi guidati da un generale? Ma scusi, direttore, ma lei si è preso la briga col suo giornale di chiamare le autorità sanitarie di Bergamo? Ma certo, noi abbiamo fatto. E che cosa le hanno detto? Perché io ci ho parlato con le autorità sanitarie di Bergamo. Purtroppo abbiamo non anche mi sono occupato dell'aspetto attuativo, però ho chiesto alle autorità sanitarie di Bergamo e mi ricordo che mi dissero che erano stati confinati in un ospedale da campo, quindi non è stato consentito l'ingresso in ospedale. Però è stato molto utile il loro rapporto in un momento in cui, le vorrei ricordare, adesso lei sorride. Però noi a Bergamo abbiamo visto le bare, c'erano persone che non riusciranno neppure a ricoverare. Oggi, col senno di poi, metterci tutti a sorridere sulla missione russa. Io non sto sorridendo per questo, era una tragedia immane, ma proprio per questo non si capisce. Io non lo so. Per questo non diciamo sul piano dei vantaggi non c'è rapporto. Aspetti, non c'è rapporto una tra battuta. l'impegno militare e tutto ciò che ci hanno portato per aiutarci. E questo è il grande sospetto. Monica Lei, Guerzoni? Presidente, cita giustamente le autorità sanitarie di Bergamo. C'era un dramma che nessuno di noi ha dimenticato, ma il sindaco di Bergamo ha detto: fu aiuto, fu propaganda o fu intelligence? Una domanda. Una domanda che non ha ancora risposta. Allora, il sindaco Gori ha punto. sollevato un sospetto legittimo. Ma scusate, lei dice fu un aiuto, punto. Ma io posso offrire una prova, mi state chiedendo una prova negativa di una cosa che non è, come faccio a provare che non c'è stato spionaggio? Voglio dire, il Copasir ha indagato, ha verificato. Adesso il Corriere della Sera sono 10 articoli, ne farà altri 20 e 30. Ma se non riuscite a trovare elementi di criticità
No, gli elementi di criticità fate li capire? abbiamo trovati. No, no, li Oggi abbiamo qualcuno trovati. si può Presidente, li abbiamo legittimamente trovati, gli svegliare elementi di e dire criticità. io ho il sospetto. Io credo che sia Ma stata effettivamente attenzione, una i nostri missione comparti, di io ho piena aiuto. fiducia dei ma nostri abbiamo capito comparti che sono che stati hanno seguito seguiti questi... palmo palmo questi russi, questi 228 russi, quanti erano. Voglio chiedere, così ti ridò la parola a Lucio Caracciolo, ma aggiungo anche la domanda, siccome in questi anni il Movimento 5 Stelle e Conte, insomma, sono stati spesso accusati in politica estera di avere, diciamo, un po' troppa flessibilità, chiamiamola così. Accuse anche ben peggiori, No, vabbè, io sono soft, perché poi provvederà Lucio Caracciolo a sostanziare. Ecco, l'attuale posizione sulla guerra in Ucraina è sufficientemente chiara o è ambigua? Hanno risolto tutti questi problemi? Anche perché appunto Di Maio è ministro degli esteri, filo atlantista, tantissimo adesso, non lo era, diciamo, Abbiamo la possibilità sempre. di verificarlo in diretta, Presidente. Posso? Cioè lei è a favore delle sanzioni, è a favore di armare gli ucraini, vuole la vittoria di Kiev? Allora, Sì o no? Queste sono domande io dall'inizio semplici. non mi avrete sentito fare un'affermazione diversa. Quindi Da subito ferma condanna dell'aggressione militare, sostegno pieno all'Ucraina, finanziario, economico, umanitario. Ci è costato e ci costa Militare? fatica per quanto riguarda gli aiuti Militare, militari. scusi? Gli ho costa detto, fatica? ma guardi, l'ho Ok. detto, Sì, dottoressa, l'ho detto decine di volte, non abbiamo mai avuto Anche una armi linea... pesanti, perché Ho detto come Movimento 5 Quelle ne Stelle abbiamo poche, anche a favore degli aiuti militari. Questo passaggio per noi è più sofferto. Quindi è ovvio che di fronte al tentativo che sta ponendo in atto Zelensky e la popolazione ucraina di autodifendersi, la legittima difesa, noi ho detto dall'inizio non ci Ok. siamo girati dall'altra quindi non parte. ci sono ambiguità. Direttore, non c'è stata mai un'ambiguità su questo punto. Va bene. Bene, e allora siamo tutti felici. Embargo, totale embargo del gas russo, subito sì o no? Allora, se io potessi suggerirei domani mattina embargo totale, però è un atteggiamento quasi propagandistico, perché se non c'è la soluzione sul tavolo qui, è chiaro che dire domani mattina embargo è facile da Sì, dire. però voi fate parte... Io ho mi dato scusi. anche la soluzione, scusi, ho dato anche la soluzione. Cioè ho detto vogliamo l'embargo totale, lo possiamo raggiungere. Come? A maggio c'è un altro Consiglio europeo. Quello che si è svolto non ha avuto successo. Bisogna chiamarsi tutti i leader europei, soprattutto i più riottosi, a partire dal tedesco Scholz all'olandese Rutte. E cosa devono fare? E devono accettare un Energy Recovery Fund, un piano europeo energetico. capito, ma- acquisti comuni, stoccaggi Ho comuni, capito, massicci Presidente Conte, ma anche questo è propagandistico, mi È scusi. propagandistico? Ma sì, Ma perché come? Noi questo abbiamo avuto può un essere- recovery fund, era propagandistico? Non è No, stata una ma cosa i tempi- concreta? i tempi di Perché real- non possiamo adesso i tempi di raggiungere real- un piano mi scusi, energetico Presidente, condiviso? I tempi di realizzazione sono lunghi, come ci dimostra il PNRR. E quindi No, noi ma scusi, intanto... quella è la mi faccia realizzazione, capire. e Quindi quella è noi, la realizzazione. quindi noi intanto continuiamo a dover comprare il gas dai russi. Questo è, perché Scholz... Questo sta dicendo, sta parlando in chiaro soprattutto anche all'Italia. Il Presidente del Consiglio Draghi, governo di cui voi fate parte, dice noi facciamo quello che decide l'Europa. Ben Scusi, sapendo ma che l'Europa l'Italia siamo oggi no- non può fare a meno del gas Scusi, russo o sì? Dottoressa, Oggi? ma l'Europa siamo noi. Cosa significa? Noi capito, ma ci decidiamo sono cosa fa interessi e l'Europa. posizioni diverse. Noi siamo un paese fondatore, dobbiamo andare in Europa a dare un nostro contributo e noi andiamo a rimorchio dell'Europa. Noi siamo l'Europa. Ma Draghi lo sta facendo abbastanza bene? E le sto dicendo, scusi, quando lei dice guardi col PNR quanto tempo ci vuole, ma per l'attuazione, per gli appalti, Appunto, per le sto realizzare... dicendo. Ma io sto dicendo se domani mattina ci si mette d'accordo su un piano europeo con acquisti comuni, il potere negoziale si moltiplica all'infinito. Un price cap lo possiamo decidere domani mattina. Cioè noi già È quello da che ha subito chiesto possiamo Draghi, no? realizzare Va bene. alcuni passi. Poi ovviamente, direttore, per quanto riguarda alcune fasi attuative occorrerà più tempo. Però questa è la soluzione se vogliamo l'embargo, altrimenti il resto è propaganda. Massimo Giannini, rapida domanda, Monica e Lucio? Sì, no, trovo congruo quello che ha appena detto il Presidente Conte a proposito dell'energia. Non mi è ancora chiaro se noi siamo d'accordo con l'idea, che è soprattutto americana, ma non solo americana, anche europea, di continuare a inviare armi
per contribuire alla resistenza del popolo ucraino e alle richieste di Zelensky. Su questo ancora non ho capito qual è la linea del movimento. Cioè, fin qui sì, ma poiché la guerra continuerà a lungo, siamo d'accordo sul fatto che dobbiamo continuare a sostenere in modo massiccio con le armi la resistenza ucraina? Direttore, se noi abbiamo sin dall'inizio deciso che vanno aiutati anche sul piano militare, non è che arriva il 10° giorno, il 20° giorno, il 50° giorno e diciamo no, adesso basta, ci giriamo dall'altra parte. Però attenzione, la prospettiva è importante che ci diamo, gli obiettivi che vogliamo perseguire, aiuti anche militari che per noi sono sofferti, ma contemporaneamente noi dobbiamo lavorare per una soluzione politica. Perché per voi sono sofferti? Me lo dica in una frase. Scusi, perché sono sofferti? Perché nel nostro Carta dei Principi e dei Valori c'è la pace come stella polare, quindi non certo alla guerra. Detto questo, vabbè, però, chi è che vuole la guerra? detto questo, però, scusate, termino il concetto. Cioè, contemporaneamente bisogna spingere per una soluzione politica, bisogna impegnarsi. La comunità internazionale deve tutta convergere per una soluzione politica. Rapidissima, il Presidente Draghi ha detto che in questa fase è quasi inutile parlare con Putin. Lei condivide? Ma guardi, io ritengo che non è questione che il Presidente Draghi dica ritengo inutile. Io credo che tutti, e il Presidente Draghi deve fare uno sforzo per mantenere questo canale, ma non da solo. Ma è Putin nel che quadro vuole dell'Unione Europea e della canale. comunità internazionale bisogna coinvolgere tutti gli attori, i protagonisti, per questa soluzione. Non possiamo abbandonare la speranza di un negoziato che ponga fine con cessazione delle ostilità, ritiro delle truppe e ovviamente riconoscimento del principio di autodeterminazione dell'Ucraina. Putin deve ritirarsi da tutti i territori, anche quelli occupati nel 2014? Guardi, sicuramente bisogna mettersi intorno a un tavolo, definire un negoziato. Adesso non possiamo, credo, qui in questa sede scrivere i termini del negoziato. Mi dica una cosa, domenica la Francia dovrà scegliere tra il presidente uscente Macron e Marine Le Pen. Lei ovviamente voterebbe per Macron e se fosse leader di un partito francese darebbe indicazione per votare Macron? Se fossi il leader di un partito francese darei sicuramente un'indicazione di voto, ma sono il leader di un partito italiano. Vabbè, no, scusi, no, però, no. scusi. Però guardi, io ho anche dichiarato, chiaramente... Delusione profonda. Chiaramente, no, non faccia il tifoso, direttore. Chiaramente, ma tra Macron e Marine Le Pen le nostre politiche dubbi, no? economiche e sociali sono... Scusi, sono... No, ma non mi parli delle politiche, è molto semplice. Domenica i francesi devono scegliere tra Macron e Marine Le Pen. Però, il Movimento 5 Stelle con chi sta? No, il Movimento 5 Stelle non partecipa alle elezioni francesi. Ma lei è un leader di un grande movimento, di un grande partito, mi scusi. Per quanto riguarda il partito della Le Pen, le nostre politiche sono distanti, perché noi siamo in un fronte progressista, quindi siamo distanti. Però quello che ho voluto dire, nonostante la distanza come Mélenchon dal partito della Le Pen, io mi sono permesso di dire che delle questioni poste dalla Le Pen no, è troppo poco chiaro, mi scusi, sono delle questioni che Conte. vanno affrontate, soprattutto no, ma non mi parli adesso più Le Pen che Macron, giusto? Scusi, ho precisato che siamo distanti da una forza conservatrice. Ma è così difficile che i temi che sono stati posti ma è così difficile dire tra i due, perché parlano di difficoltà economiche, e le risposte sociali sono dei cittadini francesi. Siamo in chiusura, mi scusi Presidente Conte? Prego. No, lei è totalmente ambiguo su questo, perché siccome rappresentano due mondi molto diversi, Marine Le Pen e il presidente uscente Macron, allora constatiamo che il leader del Movimento 5 Stelle non prende una posizione chiara. Le ho detto che siamo distanti dal partito della Le Pen. Va bene, abbiamo capito. Conte, rubo la domanda di Monica Guerzoni, quindi pronto a un governo con Giorgia Meloni? Non scherziamo. Grazie Presidente Conte.